Dagli amici dell'università a quelli della scuola di sci di Cortina, lo shock e il dolore per la morte di Giulia Ramelli, la 34enne veneziana travolta dalla valanga sul Nuvolau, il decesso nella notte all'ospedale di Treviso. Scappato alla morte invece l'amico Piero Pacagnella, che postava sulla sua pagina Facebook numerosi video della coppia sulla neve, l'ultimo il 26 dicembre scorso sulle Tofane. Il disastro della Marmolada, per i periti della Procura di Trento l'evento non era prevedibile, chiesta l'archiviazione, il fratello di una delle vittime perplesso e deluso, dice. Sciopero dei benzinai 25 e 26 gennaio contro la fine del taglio delle accise e le decisioni del governo, arrabbiati e stanchi di farci addossare colpe che non sono nostre. Crack delle banche popolari, c'è ancora $500 miliardi di indennizi da ripartire tra i risparmiatori. Le associazioni che li seguono hanno scritto al governo per sollecitare un incontro. Aperta un'inchiesta sulla morte del giovane che si è gettato nel Brenta per scappare dalla polizia, doveva essere espulso, fuggiva per questo, disposta l'autopsia. L'Unione Europea dà l'ok all'Irlanda per far apporre sulle bottiglie di vino etichette simili a quelle sui pacchetti di sigarette, la rivolta dei produttori veneti. Carenza di medici e critiche al sistema di selezione. Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, annuncia la nascita di una commissione per superare il numero chiuso a medicina, soddisfazione del presidente Zai. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3 e dunque la cronaca con la notizia che non avremmo naturalmente voluto dare. Spirata nella notte la giovane maestra di sci veneziana travolta da una valanga durante un'escursione a Cortina, era ricoverata in condizioni molto gravi a Treviso. Non ce l'ha fatta Giulia Ramelli, la maestra di sci veneziana travolta da una valanga di neve durante un'escursione con gli sci sopra Cortina, assieme all'ingegnere mestrino Piero Pacagnella che aveva lanciato l'allarme. Le condizioni di Giulia erano apparse subito molto gravi, ricoverata a Treviso e espirata nella notte ad appena 34 anni. A Venezia, dove era nata e cresciuta, la notizia si è diffusa nelle prime ore della mattina, suscitando un profondo cordoglio tra i tanti che l'hanno conosciuta, come il manager Jacopo Luxardi. Noi ci siamo conosciuti al liceo, al Benedetti, che abbiamo frequentato pur in classi diverse e dove abbiamo avuto anche occasione di fare delle gite insieme, quindi abbiamo tanti amici in comune ancora. È un'amicizia che poi è proseguita anche durante l'università? Sì, è stata veramente un'amica importante per me in quel periodo, infatti tutto il nostro gruppo adesso è molto molto scosso per questa cosa e che ci ha presi veramente di sorpresa. Durante gli anni universitari a Ca' Foscari, Giulia aveva conosciuto Monica Sambo, avvocato e consigliere comunale, che ha espresso cordoglio tramite la sua pagina Facebook. Avevo conosciuto Giulia alcuni anni fa, era una ragazza solare, appassionata dello sci e della montagna e molto amata da amiche e amici, e per questo ho voluto esprimere alla famiglia e a tanti amici e a tante amiche soprattutto che aveva il cordoglio e le condoglianze per questa tragica perdita. La passione per lo sci aveva portato Giulia a Cortina d'Ampezzo, in quella che era diventata la sua seconda casa, tra le montagne che conosceva palmo a palmo. Era lei che ci aiutava a organizzare le gite, tutti insieme, le uscite sulla neve, e lei sostanzialmente era proiettata lì, ha sempre avuto questa passione fortissima che anzi la aiutava anche nello studio con un ottimismo, una carica che la rendeva veramente unica. Quando è stata l'ultima volta che l'ha vista o che ricordo le viene in mente per primo? Proprio oggi, in occasione di questa disgrazia, ho rivisto l'ultimo messaggio che ci eravamo scambiati, che era "vediamoci presto". E alla scuola di sci Cortina e in tutto l'ambiente sportivo invernale bellunese Giulia Ramelli era molto conosciuta. Il ricordo commosso del suo istruttore al corso per maestri di sci Maurizio Sommariva. Sono ancora sconvolto, sinceramente è una cosa pazzesca perché averla cresciuta sciisticamente parlando con la nostra scuola estiva in Marmolada, con Osvaldo Alberti, il famoso Dallas, che è stato il suo vero maestro, ma era comunque nel nostro staff. Quando ho saputo della notizia sono rimasto veramente sconvolto. Parla con un filo di voce Maurizio Sommariva, allenatore, istruttore di sci alpino e maestro di sci. Un dolore immenso il suo e quello di tutti i colleghi per la perdita di Giulia Ramelli, allieva ieri, maestra di sci oggi. Questo ricordo di questa passione enorme, della sua dolcezza
e proprio questo, i suoi genitori che la portavano continuamente a sciare per farle svolgere questa passione che aveva. Nulla poteva fermare Giulia, neppure i trasferimenti faticosi da Venezia. Appena poteva, i genitori la portavano su a prepararsi ad allenarsi, racconta Maurizio Sommariva, che ha seguito Giulia Ramelli nella preparazione tecnica per il conseguimento dell'attestato di maestra di sci. Aveva coronato il suo sogno e ieri il destino beffardo glielo ha strappato assieme alla vita. Erano circa le 16 quando nell'area vicino alle Cinque Torri e alla Verau, sotto il rifugio Nuvolau, una slavina con un fronte di 100 metri e un'altezza di una cinquantina si è staccata travolgendo la 34enne scomparsa dalla vista del compagno Piero Paccagnella, 50 anni, da 20 direttore d'esercizio delle funivie Tofana Marmolada, che ha fatto scattare i soccorsi. Sono secondo me fatalità alle quali purtroppo chi ha questa grandissima passione va incontro, insomma. Non mi sento neanche di condannarli perché fa parte appunto della passione della montagna, dello sci, e in queste giornate il grado 3 è comunque elevato, ma io sono per la fatalità, nel senso che anche un grado 2 non ti mette comunque a riparo da eventi del genere. Amava dunque la montagna, sciare, sorridere ad alta quota. Giulia, con lei l'amico Piero Paccagnella scampato alla morte. Sulla sua pagina Facebook il cinquantenne amava postare numerosi video delle loro giornate sulla neve. L'ultimo risale al 26 dicembre scorso sulle Tofane. Sometimes we don't know what we Sorridono in cima ad una vetta, quell'amore per l'alta quota, quella passione di sciare liberi fra le montagne. Tutto questo ha unito ancor più Giulia e Piero. Qui sono sulle Tofane il 26 dicembre. Scattano foto, si mettono in pose e poi via veloci fra quelle montagne che conoscevano bene. Il sorriso di Giulia, 34 anni, maestra di sci alpino a Cortina, è immenso come le vette che lei amava tanto. Tante avventure, luoghi, sogni. Piero e Giulia immortalavano quei momenti di vita felice, quei momenti unici, indelebili. Su quelle montagne rimane quella felicità spezzata troppo presto, rimangono quei ricordi che queste vette continueranno a conservare. Da questo caso tragico al disastro della Marmolada, perché per i periti della Procura di Trento l'evento non era prevedibile e l'inchiesta va verso l'archiviazione. Il disastro che lo scorso 3 luglio causò la morte di 11 alpinisti sulla Marmolada non era prevedibile. A 6 mesi dall'evento è stato reso noto l'esito della perizia eseguita dai professori Carlo Baroni del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa e Alberto Bellin della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento, con il contributo di altri 3 docenti universitari e di un ricercatore del CNR incaricati dalla Procura di Trento di studiare l'evento per capire se questo poteva essere evitato. Le anticipazioni nell'edizione di oggi del Corriere del Trentino. Sulla base delle conoscenze disponibili l'evento non era prevedibile e non è stato possibile identificare elementi che potessero, qualora osservati nei giorni precedenti, suggerire un alto rischio di crollo imminente, scrivono i periti, che hanno effettuato un'analisi approfondita sul clima di quei giorni e sulla consistenza del ghiacciaio. Per gli esperti, le temperature elevate registrate da metà giugno hanno indotto un'intensa fusione superficiale della neve residua, del nevato e del ghiaccio, comportando la riduzione di circa 7 centimetri al giorno del ghiacciaio della Marmolada. Nella perizia si sottolinea come il ghiacciaio in soli 10 anni avrebbe perso oltre 5 metri di spessore medio e oltre 7,7 milioni di metri cubi di ghiaccio, dimezzando la sua estensione in poco più di 30 anni. Secondo gli esperti, a provocare il distacco del Seracco fu un insieme di fattori, dallo scioglimento della neve di superficie alla formazione di torrenti epiglaciali che hanno contribuito alla disgregazione del ghiaccio. La Procura di Trento, sulla base delle risultanze della perizia, ha perciò annunciato la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sul disastro.
E la famiglia di Davide Miotti chiede che la perizia della Procura di Trento, che definisce appunto imprevedibile il disastro della Marmolada, venga studiata per essere confermata o eventualmente confutata. E il fratello Luca si dice deluso e perplesso. La famiglia di Davide Miotti, uno degli alpinisti morti nel disastro della Marmolada, lancia un appello alla scienza e agli addetti ai lavori, chiedendo che la perizia dei consulenti tecnici della Procura della Repubblica di Trento venga studiata per confermare o eventualmente confutare l'imprevedibilità del catastrofico evento del 3 luglio dell'anno scorso. La richiesta è contenuta in una nota diffusa da Luca Miotti, fratello dell'alpinista di Cittadella, travolto assieme alla moglie Erika Campagnaro dal seraco che ha ucciso altre 9 persone. Dalle conclusioni dell'indagine della Procura emerge la non prevedibilità dell'evento del 3 luglio sulla Marmolada, in cui è deceduto mio fratello Davide, la moglie Erika e altri 9 escursionisti, spiega la nota. Comprensibilmente una simile conclusione mi lascia perplesso e deluso. Non mi rimane che fare appello, continua Miotti, agli scienziati e studiosi del settore di studiare gli accertamenti dei consulenti tecnici della Procura al fine di confermare o eventualmente confutare l'imprevedibilità dell'evento. Davide ed Erika avevano una grande passione per la montagna e gestivano assieme a Tezze sul Brenta il negozio Su e Giù Sport, specializzato proprio in attrezzature sportive per vivere la montagna e le sue grandi emozioni. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata alle tragedie in montagna, parliamo di benzinai, di sciopero, perché hanno annunciato la chiusura delle pompe dopo la posizione presa dal governo e il mancato rinnovo del taglio delle accise, e i cittadini li sostengono. Siamo stanchi di essere accusati dell'aumento del prezzo. Abbiamo constatato che i 18 centesimi che sono stati l'aumento delle accise è quello che è andato a incidere sul prezzo finale. Spesso vengono contestate i prezzi sulle autostrade, ma in autostrada è sempre stato un prezzo più alto della rete ordinaria. Questo perché è dovuto al fatto delle royalty che vanno pagate ai gestori delle autostrade. I benzinai annunciano lo sciopero serrata dal 25 al 26 gennaio per protestare contro il governo e la scelta di reinserire le accise sul prezzo della benzina. Una misura che costa 1 miliardo al mese, dice il governo, e che risulta iniqua, andando ad avvantaggiare tutti, anche i redditi più alti. Una visione che non convince gli esercenti. Noi dobbiamo ricordarci che il 90% delle merci e dei servizi lavora su gomma e transita su gomma, quindi questo aumento va a incidere anche su tutta la filiera, quindi ai costi finali dei prodotti, quindi avremo un problema con l'inflazione, quindi un aumento dell'inflazione, e quindi in ogni caso colpirà tutti i cittadini. I margini di guadagno si assottigliano, sottolineano i rappresentanti di categoria, che non ci stanno a fare la parte degli speculatori. Sappiamo che il 65% da sempre, che sono le tasse che paghiamo sulla benzina, servono, diciamo, a sistemare i conti dello Stato. Quindi questo accanimento con questa categoria ci sembra veramente eccessivo. I consumatori intanto si dicono solidali con loro. Gli scioperi sono corretti. Poi bisogna comprendere se a volte danneggiano magari una fascia più ampia di cittadini, però se togliamo la possibilità di protestare... Certo, come tutte le cose ingiuste è giusto protestare. Una parte sì, perché abbiamo tante tasse su, insomma, però è impossibile usare soprattutto i mezzi pesanti, è un problema perché il trasporto in Italia avviene tutto su gomme e pertanto costa tutto di più. Bisognerebbe trovare una soluzione per abbassare i costi. Forse hanno ragione, perché i margini di guadagno per loro probabilmente sono un po' esigui. Cambiamo pagina un'altra volta, il crack delle banche popolari, ora c'è ancora $500 miliardi di indennizi da ripartire tra i risparmiatori, e le associazioni che li seguono hanno scritto al governo per sollecitare un incontro. I soldi ci sono, la legge prevede che devono appunto essere distribuiti ai risparmiatori, quindi non capiamo il perché di queste perdite di tempo. Lettera al governo delle associazioni dei risparmiatori di Veneto Banca e Popolare di Vicenza per chiedere al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti di convocare con urgenza il tavolo tecnico attraverso il quale sbloccare la ripartizione degli oltre 500 milioni di euro ancora giacenti nel fondo indennizi risparmiatori dopo la distribuzione ai richiedenti della prima consistente tranche da $1 miliardo. Il milleproroghe ha previsto appunto la proroga fino a giugno 2023 dell'operatività della Commissione Tecnica per il FIR, e
quindi naturalmente la Commissione procederà nell'esame delle domande ancora in sospeso. Quello che bisogna fare ora con assoluta urgenza è appunto stabilire che i 500 milioni che sono ancora allocati all'interno del fondo vengano distribuiti a favore dei risparmiatori. Con la ripartizione di 1 miliardo di euro, i risparmiatori hanno ottenuto un indennizzo del 30%, a cui, elargendo anche i 500.000 euro, andrà ad aggiungersi un altro 15%. Quindi, per fare un esempio, un risparmiatore che ha percepito 30.000 euro adesso potrà appunto percepirne ulteriori 15.000. Da qui la lettera di sollecito al governo da parte delle associazioni che continuano a seguire i risparmiatori in questa non facile battaglia. Siamo appunto pronti a essere ricevuti dal Ministro anche la settimana prossima, non deve appunto far altro che convocarci. Ora l'analisi di Adiconsum sulla demografia bancaria in Veneto. In 5 anni perso il 18% degli sportelli, con conseguenze per cittadini e imprese. Dal 2011 al 2021 in Veneto gli sportelli bancari sono diminuiti del 39,5%, al di sopra della media nazionale che si attesta al 35,5%. 10 anni fa erano 3.607 contro i 2.181 del 2021. Questi dati della Banca d'Italia, elaborati dal centro studi FIRST, sindacato bancario della CISL, che mostrano come negli ultimi 5 anni il nostro territorio abbia perso il 18% degli istituti di credito, mentre il 13% dei comuni è rimasto senza servizi bancari. Erano 544 quelli serviti da banche nel 2011, 10 anni dopo erano scesi a 473. Le banche tendono, per questioni di costo, ad esternalizzare o nella rete quelle che sono le loro attività, ma questo non sempre viene incontro alle esigenze del cliente. Le banche hanno puntato molto sulla comodità dell'accesso H24 via internet, però a questo non si affianca una sicurezza, tant'è vero che noi rileviamo ad esempio effetti di phishing bancario, cioè il fatto che la gente si introduca nelle identità bancarie delle persone. Questa evoluzione ha avuto conseguenze anche sul piano posti di lavoro, con una riduzione del numero di dipendenti delle banche a livello nazionale del 15%, ma anche i cittadini e le aziende risentono del cambiamento. Non vengono dati in particolare ai pensionati, i quali erano abituati ad un certo modo di gestire la loro relazione con la banca, un servizio. E anche per quanto riguarda le altre fasce di clientela, imprese piuttosto che altro, la cosa si presenta grave perché la relazione umana è comunque molto importante. Per Adiconsum è importante recuperare quel ruolo sociale che le banche avevano, soprattutto in un territorio come quello di Treviso e Belluno. Noi riteniamo che la banca, se ha una funzione sociale, deve avere anche un presidio territoriale, perché le due cose vanno assieme. In Veneto in particolare non possiamo fare a meno di questo. Non possiamo non avere un territorio servito da una identità bancaria che conosce il territorio. Questo è molto importante per Treviso e Belluno, perché l'abbiamo perso. Ora un velocissimo break pubblicitario, a tra poco. Ben ritrovati di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. La cronaca ora: è stata aperta un'inchiesta sulla morte del giovane che si è gettato nel Brenta per scappare alla polizia a Padova. Doveva essere espulso e fuggiva per questo. Sarà l'autopsia a stabilire con certezza la causa della morte di Oussama Ben Rabbah, il 23enne tunisino morto dopo essersi gettato nelle acque del Brenta per sfuggire ad un controllo della polizia in via Querini martedì sera, anche se l'ipotesi più probabile è quella che il giovane sia morto per annegamento o ipotermia. La procura ha aperto un'indagine, al momento non ci sono indagati né ipotesi di reato. Oltre all'autopsia verranno eseguiti anche gli esami tossicologici. Il 23enne tunisino era irregolare in Italia, aveva 2 precedenti per spaccio ad ottobre e novembre del 2022, appena arrivato a Padova, e per questo era destinatario di un provvedimento di espulsione. Forse per questo motivo, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga gettandosi nelle acque gelide del Brenta. Gli amici del giovane, accorsi ieri mattina sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita, hanno mosso accuse pesanti ai poliziotti. In particolare un'amica della comunità tunisina ha detto di aver ricevuto una videochiamata nella quale si vedeva che i poliziotti stavano picchiando Oussama. Una versione smentita dalla questura, che si affida all'autorità giudiziaria. Le accuse mosse dalla giovane tunisina sono state definite inaccettabili e aberranti dal sindacato FSP di polizia.
Come sindacato di polizia non possiamo che schierarci a favore dei colleghi che quotidianamente nel loro operato si vedono continuamente additati come razzisti, come xenofobi, dipingono un quadro generale di una situazione che in realtà non esiste. La domanda principale che si sono fatti anche molti lettori, ho notato, è nessuno ha paura di un controllo di polizia, quindi non vediamo la necessità di scappare, di sottrarsi a un controllo di polizia se non si è commesso nulla di grave. La procura ha chiesto di acquisire tutte le telecamere di sorveglianza della zona di Ponte Vigo d'Arzere e nei prossimi giorni sentirà anche i testimoni oculari. Levata di scudi in Veneto dopo che l'Unione Europea ha dato il via libera all'Irlanda di porre sulle bottiglie di vino, birra e liquori etichette di allerta sanitaria come quelle sui pacchetti di sigarette. Il vino come le sigarette con indicazioni di allarme sulle confezioni. L'Europa autorizza l'Irlanda ad inserire sulle etichette delle bottiglie di vino, birra e liquori l'avvertenza che il consumo di alcol provoca malattie del fegato e che alcol e tumori mortali sono direttamente collegati. Il via libera dell'UE, nonostante il parere contrario di diversi stati, tra i quali Italia, Francia e Spagna, sta suscitando un vespaio di polemiche. Una scelta assurda che rischia di costituire, secondo il presidente della Regione Veneto Zaia, un pericolosissimo precedente soprattutto per le produzioni genuine a denominazione risultato di secoli di cultura enoica come le nostre. Quella del vino, prosegue Zaia, è una delle maggiori voci della produzione e dell'export del Veneto che da un'azione come questa rischia di subire ingenti danni dell'ordine di miliardi di euro. Di provvedimento sbagliato e inefficace che non mira a risolvere un problema che evidentemente sta altrove parla l'europarlamentare trevigiano Gian Antonio D'Are, che annuncia battaglia affinché in Europa un simile provvedimento non trovi l'approvazione. Preoccupate le associazioni di categoria degli agricoltori. Equiparare l'alcol ai prodotti cancerogeni può starci, assolutamente non va fatto per quello che riguarda il vino e la birra, perché appunto la quantità di alcol presente è limitata. Oltretutto si parla di prodotti che hanno una storia, una cultura, un lavoro di migliaia di persone dietro e non è giusto che vengano trattati appunto al pari delle sigarette. La questione ora si sposta sul piano politico. A livello nazionale la CIA si è già mossa contattando il ministro o comunque i vari sottosegretari che si occupano della questione affinché si battano i pugni in Europa. Assieme a noi abbiamo comunque tutti gli altri stati produttori, Spagna, Francia e altre comunque realtà europee che si sentono comunque condizionate da questa scelta dell'Irlanda che appunto non può essere assolutamente condivisa, perché più che un'attenzione alla salute a noi sembra più un condizionamento dal punto di vista commerciale. Test a numero chiuso a medicina. Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, ha annunciato l'attivazione di una commissione per il superamento dell'accesso programmato. Via il numero chiuso per l'ingresso alla facoltà di medicina. Su questa possibilità si sta concentrando una commissione istituita da Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. Il termine per fornire le proposte per una nuova modalità di selezione è stato fissato dal ministro per la prossima primavera. I lavori della commissione partono da alcuni dati di fatto: la cronica carenza di medici, tragicamente evidenziata dalla pandemia, un tasso di occupazione dei laureati in medicina superiore all'83%. Se il numero chiuso è stato nei decenni passati una necessità, adesso, secondo il ministro Bernini, va rivisto alla luce del fabbisogno reale. Per l'anno accademico 2023-2024 di fatto ancora non cambierà nulla. Il Talk Med sarà per la prima volta online in 2 sessioni, dal 13 al 22 aprile e dal 15 al 25 luglio, con possibilità di iscrizione anche per gli studenti di quarta superiore. Soddisfatto il presidente del Veneto Luca Zaia. Da molti anni continua a denunciare i problemi causati dal numero chiuso per l'accesso a medicina. Questo governo finalmente dà un segnale concreto. Ora roncade nel Trevigiano perché fino al 22 gennaio nell'antica chiesa di San Cipriano in mostra più di 70 presepi provenienti da tutto il mondo. Riscoprire la bellezza del presepe all'interno di ogni singola persona ti dà quel senso di pace, di sollievo per affrontare poi un nuovo anno con tutte le difficoltà che uno può incontrare. L'Epifania tutte le feste le porta via, ma i presepi rimangono ancora un po', almeno a Roncade. Fino al 22 gennaio infatti sarà possibile visitare nell'antica chiesa di San Cipriano la grande mostra dedicata ai presepi, più di 70 piccole opere d'arte provenienti da tutta Italia e dal mondo.
Le andiamo a ritirare nei posti dove vivono gli autori, quindi siamo stati a Barletta, siamo stati a Palermo, siamo stati a Ramacca, Catania, siamo stati a Monteprandone, Ascoli Piceno, un piccolo quartiere, un piccolo borgo vicino a San Benedetto del Tronto. Mani sapienti, quelle degli artisti e artigiani che hanno confezionato le miniature, tessuto, legno, vetro e ceramica, ad ognuno la sua tecnica, ma soprattutto il suo messaggio. Dopo 2 anni di pandemia, uno di questi 12 stupendi presepi rappresenta proprio il periodo grigio della pandemia. Un altro magari rappresenta qualcosa di passato, ma che comunque è sempre all'interno di noi, vivo nel ricordo, e rappresenta un po' l'Olocausto, quindi è riferito ad Auschwitz. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, come sempre tra poco l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, adesso le previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti al Meteo. Alta pressione sul nostro territorio, dunque bel tempo asciutto ovunque. Il dettaglio di venerdì 13 gennaio. Sul Veneto al mattino il cielo si presenterà nuvoloso con nebbie anche fitte. A seguire maggiori rasserenamenti con cielo via via più sereno. Ancora nebbie a partire dalla sera. Temperature in lieve calo, minime comprese tra lo 0 e i 3 gradi, massime invece tra 7 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo nubi basse, inizialmente con cielo anche coperto, più sole invece con il passare delle ore. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino o Alto Adige. Avremo tratti soleggiati intervallati da annuvolamenti anche intensi. Temperature minime intorno a 1-1 grado, massime sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.